Nuovi controlli del Corpo Forestale della Regione Siciliana sul grano destinato alla commercializzazione e al consumo in Sicilia. Gli agenti del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia, NORAS, in 3 diversi interventi congiunti con il Servizio Fitosanitario dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, nel mese di febbraio hanno prelevato campioni dei carichi di grano giunti a bordo di navi attraccate nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, per sottoporle ad analisi di laboratorio. I controlli sono stati disposti dagli assessorati regionali all'agricoltura del territorio e ambiente. Il 1° e il 23 febbraio scorsi sono stati effettuati dei prelievi da un carico di 3.000 tonnellate di grano tenero croato. Ieri, 26 febbraio, altri prelievi hanno riguardato campioni di un carico di 27.000 tonnellate di grano duro e di 3.000 tonnellate di grano tenero originari dello stato canadese del Quebec. Oggi i campioni prelevati sono stati consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo per essere esaminati. Entro una settimana si conosceranno gli esiti delle analisi multiresiduali per verificare l'eventuale presenza di glifosfato, pesticidi, erbicidi, metalli pesanti e tossini in quantitativi superiori ai limiti di legge. Voglio ringraziare gli uomini del Corpo Forestale che hanno prelevato campioni di grano provenienti dall'estero. La Regione, dichiara l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino, vigila con attenzione sulla qualità di questo grano per tutelare i nostri produttori dalla concorrenza sleale e la salute dei consumatori messa a repentaglio da prodotti di scarsa qualità. Si tratta di una questione delicata che ha risvolti sanitari oltre che economici, per questo, sottolinea l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, il mio assessorato, di concerto con l'assessorato all'agricoltura, ha predisposto controlli che abbiano intenzione di ripetere con regolarità. Lo scorso anno sono stati 8 i controlli effettuati dal NORAS sui carichi di grano estero, giunti in Sicilia, l'analisi dei campioni svolti dai laboratori accreditati dall'Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressioni Frodi del Ministero dell'Agricoltura hanno verificato la loro conformità ai valori di legge.